Buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali in questo 8 settembre, 80 anni dall'armistizio che l'inizio del via alla guerra di liberazione. Ne parleremo anche più tardi, c'è una cerimonia importante in queste ore alla caserma Cadorin di Treviso, ma come sempre subito c'è la cronaca, c'è anche tanta politica oggi nella nostra prima edizione con notizie importanti, la fuga dalla Lega che continua e ufficializzazioni di passaggi di nomi di ex esponenti importanti della Lega come Giampaolo Velardi o Alain Luciani che passano al partito guidato in Veneto da Flavio Tosi. Subito però la cronaca ci racconta purtroppo di un drammatico incidente avvenuto ieri sera a Conegliano, travolge madre e figlio di 6 anni che stavano attraversando la strada e l'incidente appunto ieri sera a Conegliano a investire mamma e figlio, una ottantenne alla guida di una Renault, da chiarire la dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto. La mamma di 30 anni e il bimbo stavano attraversando la strada non sulle strisce pedonali a quanto pare e in un punto scarsamente illuminato di fronte a un bar quando è sopraggiunto il veicolo che li ha travolti. La trentenne e il piccolo sono stati sbalzati per diversi metri lungo la strada, sono stati soccorsi dagli infermieri del SUEM 118 portati al pronto soccorso a Conegliano. Il bimbo è in gravi condizioni ed è stato portato poi successivamente con l'eli soccorso all'ospedale di Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La mamma si trova invece al Cafoncello di Treviso. Dicevamo al vaglio dei carabinieri il drammatico incidente, saranno probabilmente acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. C'è stato anche un altro grave incidente ieri sera a Piombino Dese, ne parleremo fra pochissimo, e sul tema degli incidenti stradali e delle tragedie sulla strada torniamo a vedere anche la amarezza e la delusione dei familiari di Davide Pavani, il 17enne di Paese che fu travolto e ucciso dal 31enne poliziotto Samuel Seno che si trovava alla guida in stato di ebbrezza. Ieri è stato accolto il patteggiamento a 3 anni e mezzo e i familiari non ci stanno. Chiusi in un'aula del Tribunale di Treviso, i genitori di Davide Pavani, il 17enne travolto ed ucciso l'8 maggio 2022 a Paese, hanno voluto incontrare il responsabile della tragedia, Samuel Seno, 31 anni. 25 interminabili minuti, colmi di dolore e di emozioni. Le lacrime della mamma che per la prima volta si è trovata faccia a faccia con il 31enne poliziotto che quella sera ha invaso la carreggiata finendo contro lo scooter del figlio. Un tasso alcolemico di 1,26 grammi per litro. L'udienza è terminata con il patteggiamento a 3 anni e 6 mesi, l'amarezza e la delusione della famiglia della giovane vittima. Siamo amareggiati per l'esito dell'udienza odierna perché riteniamo che la pena che sia stata comminata al signor Seno sia assolutamente troppo bassa rispetto alla gravità del fatto. Si sarebbe aspettati una pena decisamente più alta e con delle conseguenze anche dal livello di reclusione nei confronti del signor Seno, cosa che non è avvenuta. Sono stati momenti difficili, di dolore ma anche di tensione in tribunale. Samuel Seno è arrivato in aula accompagnato dal padre, soddisfatti gli avvocati che hanno difeso il 31enne. È una pena giusta tenuto conto che siamo in presenza di un incidente stradale e quindi di un reato di natura colposa. Ecco, quindi direi che è stata equa la sentenza. Al termine dell'incontro con i genitori di Davide, ci spiega l'avvocato Capraro, Samuel era molto commosso ed emozionato. Si chiude solo una parte della fase processuale. Adesso ci sarà verrà messo un ordine di carcerazione perché la pena condizionale arriva fino a 2 anni, poi verrà portata davanti al tribunale di sorveglianza e vediamo di evitarli qualunque giorno di carcere, insomma, ecco. Samuel è un poliziotto ed ora partirà anche un'azione disciplinare da parte della questura. Una volta che c'è la sentenza passata in giudicata nel procedimento penale, come in questo caso fra un po', e verrà comunicata alla questura, la questura inizierà immediatamente il procedimento disciplinare nei confronti di Seno Samuel. Di questo lui ne è consapevole e affronterà quello che l'amministrazione prevederà per lui, naturalmente. Una tragedia che aveva colpito le comunità, quella di Morgano dove abitava Davide e quella di Paese dove è avvenuto l'incidente. Una tragedia che ha distrutto più famiglie, un dolore, quello della mamma e del papà di Davide, che mai potrà essere alleviato.
Niente carcere dunque per ora per Samuel Seno. È in carcere invece la giudecca, lo sappiamo, Angelika Hutter, la giovane tedesca che ha travolto e ucciso la famiglia di Favaro Veneto, la strage di Santo Stefano di Cadore. Anche in questo caso rabbia e indignazione dai familiari delle vittime per alcune dichiarazioni proprio dal carcere. Un guasto meccanico. Dalla sua cella nel carcere veneziano della Giudecca, Angelika Hutter, la 33enne tedesca indagata per la strage di Santo Stefano di Cadore, in cui sono morti Marco, il figlioletto Mattia Antoniello e la nonna Maria Grazia Zuin lo scorso 6 luglio, si starebbe giustificando così. Sarebbe convinta che a causare l'investimento possa proprio essere stato un problema all'auto, che aveva percorso tanti chilometri da ottobre dello scorso anno in poi, tra la Baviera, la Grecia e l'Italia. Una giustificazione che indigna i familiari delle 3 vittime per questo tentativo, scrivono dallo studio legale che li rappresenta, il 3A, di chiamare in causa un guasto e per il suo tardivo pentimento. Finora avevano preferito non rilasciare dichiarazioni, mantenendo un profilo basso, ma leggere queste dichiarazioni per loro è stato troppo. L'eccessiva velocità determinante per le conseguenze della tragedia, scrivono i legali, non dipende da fattori terzi, è inaccettabile addurre come alibi un guasto. Difficile poi dimenticare quel video in cui si sentono i 2 botti fortissimi. Sarà la consulenza tecnica disposta dalla Procura di Belluno ad accertare la fondatezza di questa circostanza. Hanno dichiarato Elena Potente, che quel pomeriggio ha perso il figlio, il compagno e la mamma, e Rocco Antoniello, fratello di Marco. I familiari poi si dicono anche perplessi, se non offesi, in merito ai presunti sentimenti di pentimento e rimorso che la Hutter dice di provare e che, dicono, contrastano con la condotta tenuta nell'immediatezza dalla donna, che si è letteralmente disinteressata, chiudendosi nel silenzio come se nulla fosse accaduto. Intanto il periodo di carcerazione preventiva continua in attesa della chiusura delle indagini preliminari. Non è stato presentato alcun ricorso al Tribunale del Riesame di Venezia, che difficilmente avrebbe concesso la libertà, se non altro per il pericolo di fuga. In tema di sicurezza stradale, come sappiamo, gli autovelox sono strumenti deputati proprio con l'obiettivo e realizzati e installati con l'obiettivo di garantire la sicurezza stradale. Come sappiamo però in molti casi, e ultimamente il dibattito è aperto, l'accusa è quella di fare cassa per i comuni. C'è un autovelox o una zona, un paese dove il caso autovelox è esploso ormai da tempo, quello di Cadonega, anche adesso con questa indagine che coinvolge la polizia locale. Allora il sindaco di Cadonega parla dopo l'indagine sull'autovelox che vede indagato per falso il capo dei vigili del suo comune. La speranza di tutti i multati è quella di veder cancellata la pioggia di multe, ben 24.000 emesse in un solo mese dai 2 autovelox collocati all'inizio della strada del Santo e che sono attualmente inattivi dopo l'atto vandalico che la notte del 9 agosto li ha messi fuori uso. Una speranza che ha preso piede dopo la notizia dell'indagine della Procura, che ha portato a iscrivere nel registro degli indagati, con l'ipotesi di falso in atto pubblico, il comandante della polizia locale di Cadonega e un agente. Il sindaco del comune invita però alla cautela, ancora non c'è nulla di definitivo. In questo momento sono in corso delle indagini e pertanto io non posso dire alcunché, tantomeno ipotesi sull'annullamento in questo momento non sono assolutamente all'ordine del giorno e prese in considerazione. Una volta terminate le indagini, una volta terminata l'ispezione interna da parte del mio segretario e dei miei uffici, potrò allora fare qualche considerazione più precisa. Sotto la lente degli inquirenti l'iter che ha preceduto la messa in funzione dei 2 apparecchi. Il sindaco Marco Schiesaro per la prima volta commenta l'indagine, anche se non si sbilancia, e resta in attesa dei risultati che arriveranno dalle verifiche della Procura. Umanamente, personalmente, a me dispiace molto quando una persona viene coinvolta e investita da un avviso di garanzia. Io auspico che tutto, si risolva al meglio per queste persone che peraltro conosco e umanamente sono anche affezionato, quindi a me dispiace. Dall'altra parte però è giusto e opportuno che la magistratura faccia tutte le indagini e verifichi tutti i documenti che sono stati effettuati e profusi dai vari uffici.
In corso in questi minuti vediamo due immagini, la cerimonia alla caserma Cadorin per gli 80 anni dell'armistizio con il ministro della giustizia Carlo Nordio, che vediamo proprio davanti alla corona di fiori nel momento della celebrazione. Fra poco ci collegheremo con il nostro Christian Arboit più tardi, insomma, per parlare anche di questo evento con il ministro Nordio. Però prima il nostro Christian Arboit è proprio in pieno centro a Treviso. La politica si impone perché continua la fuga dalla Lega, dal Carroccio, da parte dei delusi del Carroccio, e quindi c'è Forza Italia guidata da Flavio Tosi in Veneto che vede arrivare nuovi ingressi nel partito degli Azzurri. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, c'è l'ufficialità questa mattina di Giampaolo Vallardi con Forza Italia e anche poi Alain Luciani a Padova. Christian Arboit proprio a Treviso con i protagonisti di questa mattinata di politica. Christian. Buongiorno a studio, la politica, nuovi ingressi in casa Forza Italia. Questa mattina a Treviso Flavio Tosi, che ha dato il benvenuto all'ex senatore numero 1 della Lega Giampaolo Vallardi. Continua Flavio Tosi la campagna acquisti di Forza Italia sostanzialmente, perché di questo si tratta, anche se a lei non piace molto questa espressione. Sì, perché campagna acquisti, buongiorno, campagna acquisti presuppone dare qualcosa in cambio di qualcos'altro. Qua invece non ci sono careghe, prebende, è semplicemente una squadra che si sta allargando. Una volta c'è stato per molti anni spazio per la demagogia, il populismo, la polemica gratuita. Adesso sta tornando anche negli elettori la voglia di serietà, concretezza, di capacità di governo. E quindi Forza Italia sta tornando a crescere come partito centrale della coalizione di centrodestra, fondatore del centrodestra, che avvicina e chiede ad amici che abbiano capacità, competenza e credibilità e diano risposta al territorio di avvicinarsi a Forza Italia. Quindi Giampaolo Vallardi rappresenta quel tipo di figura, perché Forza Italia, noi alla Camera siamo 44 deputati, siamo tutti sindaci, consiglieri comunali, assessori regionali, tutte persone che hanno capacità di governo del territorio, e Giampaolo Vallardi rappresenta quella competenza che serve a Forza Italia per crescere, in questo caso a Treviso. E di competenze c'è sempre bisogno, e infatti Forza Italia continuerà, diciamo, in questa politica di allargamento. Si fanno tanti nomi, sul tavolo ci sono quelli di Roberto Marcato, Federico Caner, addirittura Giampaolo Bottacino, attuale assessore alla protezione civile. È fantapolitica o sono nomi effettivamente sul tavolo questi, Tosi? Allora, sono nomi che corrispondono a quelli identificati, perché sono tutte persone capaci di governare. Dopodiché ben vengano se si avvicinassero a Forza Italia, però in realtà per rispetto appunto degli stessi saranno loro a dover fare questo tipo di scelta. Ripeto, sarebbero sicuramente persone che hanno il profilo giusto, perché sono decisamente amministratori che hanno competenza di governo. Il Sassolino lo ha lanciato, li ha sentiti? Allora, per rispetto delle persone non posso dare dettagli su rapporti personali. Ripeto, mi piacerebbe, perché sono persone che hanno assolutamente la capacità, la competenza e la credibilità, l'hanno dimostrata in tanti anni di attività. Lei, tra l'altro, a proposito di amministratori del territorio, questa mattina ha incontrato, lo ha detto pubblicamente, il sindaco di Treviso Mario Conte, e sarebbe un bel nome Mario Conte per Forza Italia. Allora, Mario Conte io escluderei che passi con Forza Italia. È il nostro sindaco, perché l'abbiamo sostenuto giustamente, ed è bravo, lo conosco da 30 anni, Mario è un bravissimo amministratore, averne sindaci come lui, però non credo che verrà con noi, ahimè. Vallardi, si volta pagina, è una piccola grande rivoluzione politica e personale. Perché ha lasciato la Lega e ha abbracciato Forza Italia? Beh, ho passato un passaggio moderato, questo mi sento più a casa mia, nel senso che anche le ultime evoluzioni da parte del populismo della Lega non le sentivo proprio mie fino in fondo, quindi vado verso un partito moderato, un passaggio con entusiasmo, perché continuo a fare quello che mi piace, seguirò le competenze per quanto riguarda l'agricoltura e le energie rinnovabili, due temi che assolutamente hanno bisogno di molto impegno, di molta vicinanza nei confronti degli agricoltori. Non è un momento così entusiasmo per gli agricoltori, perché con i cambiamenti climatici siamo tutti un po' in difficoltà, quindi c'è bisogno di molta attenzione, ma anche di molte risposte. Quelle risposte che sono state per il passato
anche promesse diverse volte ma che tardano ad arrivare, quindi c'è bisogno di molto lavoro, di molta vicinanza, non solo agli agricoltori, anche alle associazioni di categoria che impersonificano i temi e gli interessi degli agricoltori sul tema dell'agricoltura, ma anche sul tema dell'energia, che poi alla fine si sovrappongono. Penso all'agrivoltaico, dove ci sono molti investimenti da fare arrivare, quindi portare soluzioni, portare entusiasmo, portare novità, perché chiaramente i problemi poi alla fine si risolvono anche con la tecnologia e con le novità. Quindi bisogna Questo quindi nella sostanza, Vallardi, ma le chiedo proprio brevemente, è Vallardi essere cambiato o la Lega? Ma io credo alla Lega, della Lega è rimasto solo il nome, di quei valori che mi hanno fatto 28 anni di storia, almeno dal mio punto di vista, perché poi è soggettiva la cosa, non mi sentivo più a casa mia e quindi ritengo che della Lega sia rimasto solo il nome. Fabio Chies, da qui si parte in vista delle comunali, delle amministrative 2024 che riguardano tantissimi comuni nella Marca e le europee. Ma assolutamente sì, impegni elettorali importanti. Siamo contenti che Forza Italia torni ad essere un partito attrattivo, ringraziamo per questo grande impegno che Flavio Tosi sta mettendo nel guidare il partito regionale, un rinnovato entusiasmo, vedo tanti sorrisi e quando vedi tanti sorrisi a un tavolo vuol dire che c'è l'energia e l'entusiasmo per ripartire. Tra l'altro Giampaolo è anche un amico, una persona con grande professionalità e ricordiamo una cosa importante, Giampaolo viene da noi come uomo che non ha incarichi politici, per cui questa scelta vale ancora di più perché è una scelta personale, è una scelta etica, è una scelta che non riguarda ruoli, per cui veramente complimenti a Giampaolo perché ogni cambiamento che fai implica coraggio, lui ce l'ha, c'ha tanta energia e soprattutto tante competenze da mettere a disposizione di un territorio che dell'agricoltura fa veramente un caposaldo. Già, le europee, Tosi, solo una battuta velocissima. In vista delle europee il centrodestra deve rimanere con il PPE, è un avviso anche a Meloni. No, non è un avviso, è un auspicio. Il PPE sarà comunque vada forza di governo europea determinante, probabilmente sarà sempre ancora la prima forza di governo europea. L'Italia in Europa non conta quanto dovrebbe, perché noi siamo oggi uno dei 4 grandi paesi europei, Spagna, noi, Francia e Germania. Se il centrodestra fosse tutto insieme all'interno di quella cornice vorrebbe dire rafforzare l'azione dell'Italia, perché ci sono partite, abbiamo visto, i motori a combustione interna, le case green, cioè ci sono dei temi che comunque incidono tutto il patto di stabilità passa tutto da là. Avere un PPE forte con un governo italiano all'interno vorrebbe dire che l'azione dell'Italia rispetto all'asse franco-tedesco potrebbe cambiare gli equilibri. Grazie Flavio Tosi, grazie Giampaolo Vallardi, grazie Fabio Chies. Con Nicoletta Rizzetto dal Cuore di Treviso vi restituisco la linea. Grazie a Cristian Alboite, grazie ai tuoi ospiti. Noi da Treviso passiamo a Padova, lo dicevamo, anche Alain Luciani passa a Forza Italia, ma noi parliamo di migranti in questo caso, perché la Croce Rossa di Padova nelle scorse ore ha liberato le palestre delle scuole Falconetto e San Benedetto alla Norcia. I migranti sono stati temporaneamente accolti nei vari CAS che sono al massimo delle loro possibilità. Era ormai ridosso l'inizio della scuola, quindi si imponeva questo spostamento. Sul tavolo del prefetto di Padova, Francesco Messina, potrebbe arrivare l'ipotesi di una accoglienza nei locali dell'ex area militare dell'aeroporto Allegri. I migranti però potrebbero arrivare anche a Campodoro, altro comune, un'ipotesi che però ieri il sindaco Vezzaro ha portato all'attenzione del prefetto durante l'incontro, come sappiamo, che il prefetto ha avuto con diversi sindaci padovani. Allora, in diretta con Francesco Ratai, proprio con il sindaco di Campodoro, per fare il punto della situazione. Francesco. Sì, buongiorno da Campodoro in provincia di Padova, siamo con il sindaco Gianfranco Vezzaro perché ieri c'è stato un incontro tra i primi cittadini e i primi cittadini della provincia e il prefetto che si è insediato da qualche mese. Un primo incontro è stato definito dallo stesso prefetto un cocktail informale. Come è andata, sindaco? Direi bene, primo approccio con il prefetto, anche se il mio in realtà non è stato il primo approccio con il prefetto, ma direi bene, insomma, poi è sempre un motivo per trovarci tra sindaci e scambiare comunque opinioni, idee.
Ecco, un primo approccio in cui inevitabilmente si è parlato in qualche modo anche dell'emergenza richiedenti asilo. Cosa vi ha detto il prefetto? Ma è stato toccato in maniera molto leggera perché, ripeto, è stato un incontro informale, ha fatto solo un piccolo passaggio sulla questione dei migranti, chiedendo appunto la disponibilità e la collaborazione da parte dei sindaci, da parte dei comuni, insomma. Ecco, quindi non è stato sicuramente un incontro decisivo, però nel territorio di Campodoro c'è una situazione che il sindaco ha gestito e sta in qualche modo gestendo, di alcune palazzine che erano state messe all'asta, acquistate da un privato e in cui vengono ospitati dei richiedenti asilo. Sì, allora si tratta di migranti, non migranti di primo sbarco, si tratta di migranti che comunque hanno già il modulo C3, quindi hanno sia la copertura col Servizio Sanitario Nazionale, sia possono già inserirsi nel mercato del lavoro, quindi sono persone che vengono comunque gestite da una cooperativa, la cooperativa è lì sul posto. Non so sinceramente quanti siano perché poi noi non abbiamo firmato un protocollo d'intesa con la prefettura, quindi si è arrangiato direttamente il privato con la prefettura, quindi non conosco i numeri ma credo siano forse una quindicina, però ripeto sono persone comunque che hanno la possibilità di trovarsi un posto di lavoro. Io quello che posso dire è questo: se questi migranti riescono in qualche modo ad inserirsi in un contesto lavorativo, non disturbano i vicini, non disturbano il paese, si comportano bene, per me non c'è nessun tipo di preclusione. Chiaro è che se questi poi mi creano dei problemi, a quel punto faremo tutte le azioni possibili per cercare di convincere la prefettura di spostarli da un'altra parte. Ecco, però il tema dell'hub in cui accogliere più persone, questo voi dite un no. No, io sono favorevole all'accoglienza diffusa fatta in un certo modo. È chiaro che la stessa parola accoglienza diffusa significa poche persone divise in un territorio ampio. Se noi andiamo a concentrare tanti migranti in un'unica palazzina o comunque in abitazioni, è chiaro che poi c'è il rischio che questi magari per tutta una serie di motivi in qualche modo creino dei problemi poi sul territorio. Ecco, mi sembra molto chiara la posizione del sindaco Vezzaro. Prima di salutarlo e prima di salutarvi vorrei farvi ascoltare alcune voci che ha raccolto Valentina Visentin di alcuni primi cittadini dopo l'incontro in prefettura. Io ho spiegato molto chiaramente che la mia logica è di aiutare la città e la provincia, al di là di fare politica. E c'è anche l'aspetto umanitario, non va dimenticato, che è la cosa più importante per me. Pensare che ragazzi, donne, bambini siano per la strada mi fa male. Quando il prefetto mi ha chiesto collaborazione l'ho data, penso che sia mio dovere. Ho dato presso le scuole, lui mi ha garantito due cose: uno, che sono venerdì ore 00, mi ha riconfermato oggi, le palestre saranno liberate, per cui sono tranquillo, ha mantenuto la sua parola. Non saranno fatti hub, perché io sono per l'accoglienza diffusa, non per fare hub. E non è vero che ho litigato con lui. Io gesticolo come gesticola lui. Se gesticolo anche con voi sto litigando con voi. No, sto gesticolando. È stato un incontro di cortesia, rimane comunque la questione. Io come sindaco di Cadone, che ho già ampiamente spiegato che Cadone che non è disponibile ad accogliere alcun tipo di profugo, perché posti noi non ne abbiamo, e come ho già ripetuto noi abbiamo già più di 70 famiglie e sono in attesa delle case popolari. È stato scongiurato comunque l'ipotesi di un hub, di una tendopoli. Esatto, proprio così. È stato scongiurato in questo momento e per quanto riguarda il mio comune assolutamente non è all'ordine del giorno. Nel mio comune non ci sono immobili comunali da mettere a disposizione e non mi risulta che ci siano neanche immobili privati di persone che possano affittarli o metterli in disponibilità. Quindi è un problema che sinceramente con tutto il bene che posso volere al prefetto e alla prefettura non so come potrei
per quanto riguarda la mia carica di sindaco, essere utile. Tirata di orecchie al governo no, una semplice attività di analisi. Nel 2018-19 con Salvini, ministro dell'interno, quando vennero fatte girare le barche, insomma, con i migranti, ci ricordiamo tutti quei momenti storici là, gli sbarchi erano stati quasi azzerati e il Covid non c'era ancora. Oggi, dopo il periodo del Covid, gli sbarchi invece sono i massimi storici. È un fenomeno che va analizzato, cioè perché nel 2018-19 si è riusciti a azzerarli e oggi non si riesce, non so darmi risposta, però credo che su questo il governo debba interrogarsi. Ecco, queste erano le testimonianze di alcuni primi cittadini dopo l'incontro che c'è stato ieri in prefettura. Io ringrazio il sindaco Vezzaro per essere stato con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie a Francesco Ratai e grazie insomma anche ai sindaci che sono intervenuti. Noi adesso andiamo a Venezia, dove continuano a fare il giro della rete quelle immagini che abbiamo mostrato anche ieri nel servizio della Maria Parisi, l'ennesimo caso di degrado, questa volta vicino al ponte di Calatrava, anche se in questo caso non si tratta di un turista ma di una persona con delle problematiche psichiche. Degrado no limits in Venice, tradotto significa degrado senza limiti a Venezia, potrebbe essere il titolo di uno dei film in concorso in questi giorni all'80ª Mostra del Cinema. Invece è pura realtà. Una donna accovacciata su se stessa, praticamente a carponi, intenta, diciamo, a liberarsi delle necessità del mattino, prima sotto il ponte di Calatrava, poi con il fondoschiena rivolto direttamente in laguna, con gli slip completamente tirati giù fino alla caviglia e con le parti intime completamente in mostra davanti a passanti, increduli residenti e ridanciani turisti. Episodio di questi giorni e parrebbe non si tratti della solita turista, al contrario, protagonista dei cosiddetti bisogni en plein air, una residente o perlomeno una donna che vive o frequenta assiduamente Venezia. Così sentendo alcuni veneziani, cioè gli stessi che ci hanno inviato le foto e il video in questione, che per motivi di decoro e tutela della privacy abbiamo opportunamente offuscato. Di più, parrebbe, ma il condizionale è d'obbligo, che la donna, pur non essendo seguita dai servizi sociali del comune, sarebbe dagli stessi per così dire attenzionata, cioè è una persona con problemi di natura psichiatrica conosciuta in città. Se effettivamente le cose dovessero essere così, da parte nostra l'auspicio questa persona dalla salute mentale più fragile possa non essere lasciata nella sua solitudine, ma ascoltata e capita nella sua pienezza, perché possa ricevere il necessario e quanto più urgente aiuto. Ancora Anna Maria Parisi, ma adesso andiamo a Tessera. C'è un problema che riguarda i lavoratori dell'aeroporto Marco Polo che oggi sono in sciopero e anche in corteo. Anna Maria, a te, buongiorno. Aeroporto Marco Polo di Tessera, con i lavoratori in sciopero, aderiscono per 24 ore allo sciopero nazionale. Lottiamo per la nostra dignità salariale e lavorativa, diciamo basta sfruttamento. Questo lo slogan con tanto di striscione, ce ne sono tanti altri che accompagna lo sciopero, appunto per chiedere maggiore dignità salariale, ovvero il rinnovo del contratto di lavoro. Quindi in sciopero tutti i lavoratori handler e uno sciopero, ripeto, nazionale. Con me i sindacalisti della Fly, venite pure accanto a me, grazie, con il segretario Vincenzo Nuzzolese e Parisotto Mina. Ecco, mi metto qui al centro, scusate, passo di qua tra di voi. Dunque, segretario, qual è la ragione di questo sciopero? Spiegamela nel dettaglio. La ragione è praticamente sempre la stessa. Da oltre un anno e mezzo noi abbiamo riportato, alla luce il problema della carenza, della mancanza del contratto per quanto riguarda i lavoratori dell'handling, condizioni di lavoro che sono diventate insostenibili, mancanza di personale perché le persone scappano. Il motivo per cui scappano è che il salario è veramente basso rispetto alle condizioni di lavoro. Ecco, uno sciopero cui segue anche un corteo, Mina. Sì, segue un corteo per manifestare il nostro disagio. Noi come comparto della sicurezza sosteniamo gli handler
e ribadiamo il concetto che c'è bisogno di una dignità salariale. Per quanto riguarda invece il comparto della sicurezza, che aderisce comunque e segue il comparto degli handler, stiamo chiedendo il rinnovo della nostra contrattazione di secondo livello e già un mese fa c'è stato un incontro disdetto da parte di Trivento Sicurezza riguardante appunto il rinnovo della nostra contrattazione di secondo livello. Ecco, uno sciopero di cui ancora non si sa quale sia l'adesione, ma viste le stime precedenti si presume sarà alta, lo si saprà questa sera naturalmente. Sicuramente i numeri saranno alti perché il problema è molto sentito. Noi non stiamo combattendo soltanto esclusivamente, che pure è importante, per la questione salariale, ma stiamo combattendo anche per le giovani future. L'aeroporto di questo passo non troverà più persone che disposte a lavorare, perché il problema, diciamo, è che la mole di lavoro rispetto a quelle che sono le paghe, che sono tra l'altro bassissime, sono ferme ormai da 10 anni, non consentono più, diciamo, di trovare un serbatoio per lavorare in aeroporto. Grazie, un'ultima battuta con Mina, naturalmente ci saranno delle ripercussioni per quanto riguarda anche il traffico aereo. Sì, so di molte cancellazioni, per cui comunque il disagio per i lavoratori, per gli utenti sarà alto e questo fa sì che la nostra voce possa essere ascoltata a livello nazionale. Grazie dell'aeroporto Marco Polo di Tessera. Con lo sciopero dei lavoratori è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Anna Maria Parisi, dei lavoratori dell'aeroporto, lavoratori della sanità. E sulla sanità veneta esplode il caso dei buoni pasto. Il Nursind di Vicenza ha depositato una causa per la mancata erogazione dei ticket per gli infermieri turnisti di notte e nei festivi. Chiedono in sostanza gli arretrati mai pagati, una questione che potrebbe allargarsi a tutte le ULSS del Veneto per un valore, pensate, di quasi 30 milioni di euro. Gli infermieri sono stati affamati. Lapidario Andrea Gregori, segretario provinciale del Nursind di Vicenza. Il riferimento è ai buoni pasto, anzi alla mancata erogazione dei buoni pasto per gli infermieri coinvolti dai turni notturni e festivi. Il sindacato ha depositato causa al Tribunale di Vicenza a fine luglio, chiedendo gli arretrati degli ultimi 5 anni per 5 infermieri per un valore di 1.600 euro a testa, che significa 8.000 euro totali. È arrivato a una sentenza di Cassazione per un'altra ULSS italiana e quindi noi abbiamo pensato bene, ancora un mese e mezzo fa, di presentare un ricorso al Tribunale di Vicenza perché riteniamo che sia un diritto esigibile e la Cassazione ha effettivamente detto che questo diritto è perfettamente esigibile da parte del personale turnista. Ora però la questione può diventare esplosiva. Se infatti la giustizia desse ragione a questi 5 infermieri, la richiesta dei buoni pasto arretrati potrebbe potenzialmente allargarsi a tutti i 2.100 infermieri turnisti del Vicentino, i 1.300 dell'ULSS 8 e gli 800 dell'ULSS 7, per un totale di oltre 3 milioni di euro. Se poi la questione si ampliasse alle altre ULSS della regione, si arriverebbe a una cifra che peserebbe sulla sanità veneta per circa 27 milioni di euro. Questa evidentemente è un'ipotesi, ma il Nursind l'ha già presa in considerazione. Siamo in tanti e questo lo dimostra, nel senso che noi abbiamo fatto la causa pilota, ci hanno messo la faccia in questo momento solo i delegati sindacali del Nursind, ma è chiaro che una volta arrivati a sentenza noi allargheremo sia al fronte provinciale che regionale questa vertenza e quindi gli importi da pagare incominciano a essere consistenti. Gli importi diventerebbero consistenti. Per questo il Nursind chiede alle ULSS coinvolte in questo momento di arrivare a un accordo. Diciamo che la sanità pubblica è ovviamente finanziata dai soldi dei contribuenti e per sostenere una causa in giudizio e resistere in giudizio fino al terzo grado bisogna utilizzare proprio i soldi dei contribuenti. Quindi noi consigliamo alle ULSS di fare una proposta transattiva e di spendere meglio quei soldi in favore dei cittadini. Torniamo alla cronaca, lo dicevamo, c'è un anziano che lotta tra la vita e la morte a Piombino Dese, ieri è stato travolto da un'auto.
Sta lottando tra la vita e la morte, ricoverato in terapia intensiva, un anziano di Piombino Dese che ieri sera è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada. L'incidente è avvenuto verso le 18:30 in via Albare. L'88enne è stato scaraventato a terra da una donna di 58 anni al volante della sua auto. La conducente si è fermata e ha allertato i soccorritori. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118 e la polizia locale della Federazione del Campo San Pierese. Viste le condizioni disperate dell'anziano, da Treviso è stato fatto alzare l'elicottero del SUEM che lo ha trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. La donna alla guida del mezzo è stata sottoposta come da prassi ad alcol test, risultato negativo. Da un primo riscontro pare che l'automobilista sia stata abbagliata dal sole e non si sia accorta dell'anziano. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione. Torniamo nella Marca, torniamo a parlare della rabbia e l'indignazione dopo il raid dei ladri alla pesca di beneficenza della sagra di San Polo di Piave. Ladri che hanno le ore contate, sarebbero stati individuati dalle telecamere e sarebbero dei giovani del posto. Abbiamo attivato subito la polizia locale proprio per cercare di capire con le immagini appunto a disposizione se riuscivamo ad individuare le persone che hanno commesso questo atto davvero vigliacco. Sembrerebbe sì dei ragazzi comunque della zona che hanno già avuto a che fare con le forze dell'ordine. Avrebbero le ore contate gli autori, almeno 3, entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì nell'area della Sagra Paesana al campo sportivo di San Polo di Piave, dove prima hanno scavalcato le recinzioni, poi hanno preso di mira lo stand della pesca di beneficenza, mettendolo a soqquadro e rubando i premi più consistenti, bici e valigie, ma anche piastre per capelli, tritatutto, accendini, come recita la denuncia presentata dalla Proloco in caserma. Nessun ritegno e molta spavalderia, tale da non considerare i tanti occhi elettronici di cui è dotato il territorio e che li hanno di fatto ripresi mentre fuggivano con il malloppo. Se il condizionale è d'obbligo, la visione è ancora in corso, il messaggio è chiaro. Se c'è un po' di buon cuore, se è rimasto un po' di spirito, tra virgolette, comunitario, chiedo loro che si presentino senza che debbano essere presi direttamente poi dalle forze dell'ordine, altrimenti procederemo comunque per quello che è il giusto percorso. A supportare i carabinieri anche la polizia locale con le immagini delle telecamere di San Polo che saranno incrociate alle testimonianze dei volontari. L'altra sera ci siamo accorti che c'erano dei ragazzi comunque che giravano, che osservavano molto bene la pesca, però ovviamente i sospetti sì, ci vengono, ma non potevamo fare nulla. Tanta amarezza perché è una pesca di beneficenza, è pro asilo, quindi i soldi sarebbero andati interamente alla comunità, al paese, all'asilo. Ma un conto è l'inizio della storia, un altro il finale. La pesca può infatti dirsi salva. Ieri sui social appunto è apparso il messaggio che erano venuti a rubare alla pesca e molte aziende, anche tanti privati, ci hanno chiamato, ci hanno offerto dei premi e anche del denaro appunto per ripristinare quello che ci hanno preso. Quindi un grazie di cuore a tutte queste persone. E a San Fior, sempre nella Marca, ieri l'ultimo saluto a Maurizio Raccanello, l'imprenditore, lo ricorderete, morto domenica scorsa durante un'escursione, precipitato appunto durante questa escursione. Sul feretro i simboli della montagna che tanto amava, i rami d'abete e i ciclamini, robusti e delicati insieme, com'è da un istante all'altro l'esistenza stessa. È un uomo forte, volitivo, appassionato della vita che la comunità di San Fior ha detto addio dando l'ultimo saluto a Maurizio Raccanello, l'imprenditore e fotografo titolare della Fotorama di Castello Roganzuolo, morto a 69 anni domenica precipitando durante un'escursione sul Monte Sperone nella zona di Sospirolo. Noi siamo tutti scossi, tremendamente scossi dalla scomparsa di Maurizio, così improvvisa, così destabilizzante. Amava la montagna, era la sua passione la montagna. E la montagna ti educa, la montagna ti porta in alto, la montagna ti dà un modo di vedere il mondo in maniera totalmente diversa. Perché da lassù davvero fai conti con la tua piccolezza e capisci che il mondo non ruota
tolgo te. La montagna, ha proseguito il parroco, don Domenico Valentino, ti rimette al tuo posto, ma ti fa anche capire che sei parte dell'infinita bellezza del creato. E che non puoi stare con le mani in mano. Ecco, se c'è una parola che penso sia forte, che il Signore ci dice oggi, qui, sia proprio questo: mettiti in gioco, mettiti in gioco, giocati, non restare fermo a guardare. E adesso mi immagino Maurizio lassù, tra i monti del paradiso. La parola del Signore, così come la vita stessa vissuta da Raccanello, portano con sé un medesimo messaggio. Giochiamoci la vita nel bene, perché c'è tanto bene che possiamo fare e ognuno di noi è chiamato a farlo, nel tempo che ha a disposizione. Il feretro lascia la chiesa sulle strofe del Signore delle Cime. La moglie Donatella accarezza la bara, vi posa il viso, poi l'abbraccio con il figlio Marco e con i tanti stretti alla famiglia per l'ultimo viaggio di Maurizio Raccanello. Torniamo a parlare di sanità, lo facciamo con due ospiti importanti perché oggi è la giornata mondiale della fisioterapia e noi abbiamo in collegamento Skype i presidenti dell'Ordine dei fisioterapisti italiani delle province del Veneto, e cioè la dottoressa Laura Melotti, presidente OFI Belluno, Treviso, Vicenza e Verona. Buongiorno. Piacere. E il dottor Angelo Papa, che è il presidente OFI Venezia, Padova e Rovigo. Buongiorno anche a lei, dottor Papa. La sentiamo un po' male con l'audio, adesso vediamo di fare un check con l'audio. Intanto iniziamo con la dottoressa Laura Melotti, perché chiedo a lei l'importanza di questa giornata mondiale della fisioterapia, perché è importante riflettere su questo settore importante della sanità. La giornata mondiale della fisioterapia nasce nel 1996 con la World Confederation for Physical Therapy e nasce per promuovere la fisioterapia e sensibilizzare il ruolo del fisioterapista per la salute dei pazienti e dei cittadini. È un segno di unità e solidarietà della comunità globale della fisioterapia e mira a supportare le organizzazioni nei loro sforzi per promuovere la professione e far progredire la loro esperienza con risultati sempre più importanti. Allora, il tema della giornata mondiale, mi scusi. Sì, no, ecco, volevo appunto chiederle di cosa si parla oggi quando parliamo di fisioterapia e quali sono le problematiche del vostro settore. Il tema proposto quest'anno per i festeggiamenti della giornata mondiale della fisioterapia è la fisioterapia in tutti i luoghi di vita, e a questo tema hanno aderito gli ordini di tutta Italia. Il titolo è stato promosso dalla Federazione Nazionale di cui siamo parte, dell'Ordine dei Fisioterapisti, e serve a valorizzare, a dare un valore aggiunto alla qualità della vita che la nostra professione competente e sempre aggiornata assicura ai cittadini e ai pazienti proprio dove si manifesta un bisogno fisioterapico. Quanti sono, dottor Papa, i fisioterapisti in Veneto? Dovrebbero essercene di più? Quali sono un po' le richieste, le problematiche? Allora, diciamo che in Veneto ci sono 5.000 fisioterapisti, a livello nazionale raggiungiamo oltre 70.000 e siamo la terza professione dopo medici e infermieri come professione presente al territorio, di cui un quarto nell'ambito delle strutture sanitarie regionali e 3/4 che lavorano in modo indipendente nei loro studi professionali, con un certo successo perché hanno un loro seguito di domanda di assistenza da parte delle persone. Ovviamente quello che si fa nelle strutture complesse è pluriprofessionale, quindi ci occupiamo di problemi ben particolari di un certo tipo, negli studi si occupano di altri tipi di problemi. Diciamo inoltre che il problema cardine della fisioterapia ci viene dato da un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2022, dove viene indicato che circa 27 milioni
gli italiani hanno bisogno di riabilitativi e ci sono circa 3,6 milioni di anni di vita sana perse perché non c'è un numero adeguato di fisioterapisti. Di fatto una delle problematiche per noi importante è incrementare, come negli altri paesi del nord Europa, il numero di fisioterapisti che bisogno è alto, sia per gli effetti demografici proprio del nostro paese, ma perché le persone vengono accompagnate in tutti i passaggi della vita. Il fisioterapista può essere utile anche post-partum per i problemi di incontinenza, può essere importante nell'ambito sportivo, può essere importante per acquisire quei movimenti della vita quotidiana, come sapersi vestire, mangiare, camminare, fare una passeggiata. Insomma, sono tanti le problematiche, anche in un ambito, diciamo così, cardiorespiratorio e pneumologico. Ovviamente noi non curiamo la malattia, questo è un compito dei medici. Noi ci occupiamo che, per esempio, a livello polmonare, i muscoli che sono deputati a favorire una buona atto respiratorio riescono a funzionare perfettamente. Questo è il nostro obiettivo, dare autonomia alle persone e ridurre il loro fabbisogno di assistenza, sia sanitaria e non. Senta, ho capito male, ho 27 milioni di italiani che hanno problematiche che necessitano del fisioterapista, è così? Questo lo dice l'organizzazione su un report fatto sull'Europa. Lo chiedo a tutti e due, i problemi sono aumentati nel corso degli anni, c'è stato un aumento, è cambiato qualcosa? Decisamente, perché aumentando l'età della popolazione, l'invecchiamento comporta un fabbisogno maggiore, anzi la nostra proposta che abbiamo fatto in Regione è quella di introdurre il fisioterapista di comunità per fare una fisioterapia di intervento per cercare di prevenire il ricovero. Ovviamente un operatore che deve collaborare con il medico di medicina generale, ma anche con la rete riabilitativa delle strutture sanitarie. Ecco, quindi dottoressa, ecco, questa è la vostra anche richiesta, insomma, l'ho detto il dottor Papa, un fisioterapista di comunità aiuterebbe certamente in Veneto? Sarebbe molto importante riuscire a introdurre proprio sul territorio la figura del fisioterapista in maniera più importante. In Veneto in questo senso non siamo ancora sufficientemente presenti. Il PNRR e il DM77 hanno dato fondi e promosso questo tipo di intervento a livello territoriale e quindi noi appunto vorremmo proprio riuscire a colmare questa mancanza essendo più presenti nei bisogni proprio di tutte le persone distribuiti proprio in ogni angolo del territorio, perché la fisioterapia appunto in tutti i luoghi di vita, in ogni momento della vita anche delle persone, perché dall'infanzia all'età geriatrica si manifestano queste necessità e tanto più il fisioterapista è presente a livello territoriale, tanto prima riesce a intervenire e in questo modo appunto anche a ridurre la spesa sanitaria stessa, perché se si riesce ad agire in maniera tempestiva sulle persone si può aiutarle e ridurre poi il costo stesso della sanità pubblica se si riesce a risolvere le loro problematiche o quantomeno a sollevarle il più tempestivamente possibile. Il dottor Papa ci diceva appunto che questo aumento è dovuto anche e soprattutto al fatto che ci sono molti più anziani, ma tra le fasce più giovani vedete anche in queste fasce notate un aumento delle richieste? Una curiosità? Dottoressa o dottor Papa? Dottor Papa. Lo sono soddisfatto perché, per esempio, fare attività sportiva che fa benissimo, questo sia chiaro, in alcuni soggetti
può portare dei problemi di sovraccarico che possono dare dei problemi articolari particolari. Ecco, la fisioterapia può aiutare queste persone ad affrontare questi problemi che altrimenti trascurati comportano la riduzione di attività motoria che come tutti sappiamo fa bene. Ecco, visto che parlava di dati prima, la regione, abbiamo detto 5.000 fisioterapisti, rispetto alle altre regioni a che livello siamo? Beh, diciamo che ci sono delle regioni che c'è una presenza più significativa che nel Veneto, altre che sono come il Veneto che sono un po' meno, quindi siamo nella parte bassa della classifica come numero. Noi auspichiamo che i corsi di laurea siano aperti a un numero maggiore di richiedenti, di studenti, in modo da avere in futuro una maggior presenza sul mercato di fisioterapisti a disposizione per coprire tutte queste problematiche. E abbiamo a cuore che la Regione chiuda con questo mandato tutta una serie di progetti di tutela della salute dei cittadini e dell'appropriatezza in ambito delle professioni sanitarie, prevedendo a chiudere tutto il meccanismo che si è dato, che noi abbiamo accettato e che riteniamo un buon punto di partenza per il futuro. Quindi bene chiudere prima un capitolo per aprirne un altro. Dottoressa, le chiedo una cosa, immagino che anche nel vostro settore, come in tanti purtroppo settori della sanità, ci sia chi spesso usufruisce di aiuti, di servizi di chi non è un vero fisioterapista, magari ci sono degli pseudo fisioterapisti, di chi si spaccia per tale e quindi possono essere anche pericolosi, oltre che essere ovviamente una concorrenza tra virgolette sleale nei vostri confronti. Esiste questo fenomeno anche da voi? Questo fenomeno è molto sentito. Da un anno è nato l'Ordine dei Fisioterapisti, è stato firmato l'8 settembre del 2022 dal Ministro Speranza e questo ci aiuta sicuramente a poter tutelare in maniera più importante la professione. Abbiamo un sito che è quello della Federazione Nazionale, all'interno del quale è possibile verificare se il professionista che si dichiara fisioterapista è effettivamente un professionista iscritto all'ordine, quindi con, diciamo, i titoli per poter professare questo tipo di professione. Quindi insomma, ecco, anche l'appello alle persone, immagino, che potreste fare entrambi è di rivolgersi sempre a delle persone qualificate. Sì, la conquista dell'ordine ci porta appunto a poter essere più visibili e poter, speriamo, tutelare sempre di più la nostra professione, riducendo in questo modo il rischio anche per i cittadini che nel caso in cui si rivolgano alla persona sbagliata pensando di essersi rivolti a un fisioterapista rischiano meno, quindi speriamo in questo modo di poter tutelare ancora di più la salute pubblica. Benissimo, io vi ringrazio, grazie al dottor Angelo Papa e grazie alla dottoressa Laura Melotti per essere stati con noi. Insomma, oggi è importante in questa giornata mondiale dedicata proprio alla fisioterapia parlare anche di questo. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Grazie. Allora, noi adesso dovremmo essere in grado di mandarvi un'intervista, l'intervista che ha realizzato il nostro Christian Arboit, lo dicevamo prima, il ministro Carlo Nordio, ministro della Giustizia, a Treviso, alla caserma Cadorin, per la celebrazione, la cerimonia in ricordo degli 80 anni dell'armistizio. Sentiamo cosa ha detto ai microfoni di Christian Arboit proprio il ministro Nordio. Perché va ricordata? Va ricordata perché è l'inizio della fine dopo la fine di un inizio, cioè la fine dell'inizio di una guerra sciagurata, voluta da un regime sciagurato e condotta nel modo ancora più sciagurato, ma è anche l'inizio della fine perché il riscatto dell'Italia è iniziato proprio in quel momento. Militarmente parlando, ovviamente la preponderante attività militare fu svolta dai nostri amici alleati, ma non dobbiamo dimenticare il contributo sia del neonato esercito italiano sia ovviamente dei patrioti che all'interno
del paese, sfidando la Gestapo, sfidando l'SD, sfidando le squadracce fasciste di Salò e delle varie bande miserabili che agivano all'interno, rischiarono e spesso dettero la vita per la liberazione dell'Italia. Quindi diciamo che è un inizio di una fine così tristissima, che però segna anche il momento del riscatto dell'Italia. Ministro, possiamo fare una battuta su Caivano velocissima, visto che il tema delle baby gang coinvolge anche i territori. Se ne sta parlando tanto di questo decreto, secondo lei quali sono gli elementi caratterizzanti, salienti? Ma gli elementi caratterizzanti sono essenzialmente la possibilità di ammonire i non imputabili, quindi gli infra 14enni, e di punire anche gli ultra 14enni, infra 18enni, che purtroppo hanno dimostrato un'aggressività, soprattutto in certe zone d'Italia, ma ahimè anche nella nostra Treviso, contro cose e addirittura contro persone. Questo, apro una parentesi, questo progetto è stato ovviamente voluto dalla Presidenza del Consiglio dopo il viaggio di cui tutti sappiamo, ma è stato anche fortemente voluto da me, proprio anche come trevigiano, perché noi assistiamo purtroppo da mesi a questa invasione di baby gang che agli inizi si limitavano a liti tra di loro, e già era una brutta cosa. Poi hanno aggredito i passanti, adesso hanno aggredito anche le forze dell'ordine, e quindi era assolutamente necessario intervenire con misure preventive. Queste le parole dunque, tra alcune delle parole del ministro Carlo Nordio. Insomma, ha parlato anche di Treviso, e quindi da trevigiano per me è importante questo decreto, perché anche a Treviso episodi sempre più frequenti di baby gang è un tema anche politico che chiaramente andrà affrontato con il sindaco Mario Conte. Pochi istanti di pubblicità e poi torna a trovarci Andrea Ferrazzi, torniamo a parlare di ambiente e parleremo del futuro delle nostre città. Il focus è sul consumo di suolo. A fra poco. Rieccoci in diretta. Allora, oggi è venerdì e come ogni venerdì torna a trovarci dopo una piccola mini pausa agostana Andrea Ferrazzi. Buongiorno Ferrazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E quindi torniamo a parlare di ambiente, e quest'oggi parleremo un po', apriremo un po' uno squarcio sul futuro delle nostre città, e lo facciamo con un focus che parte parlando dei tagli, perché si parla di rigenerazione delle città, ma poi se ci sono i tagli è un po' difficile rigenerare qualcosa di tagliato, e faremo un focus sul consumo di suolo. Non è stata soltanto l'estate delle bombe d'acqua, purtroppo ormai quasi quotidiane, insomma quasi ormai un fatto accertato, e delle grandinate, ma anche di una bomba, chiamiamola politica, di quest'estate, e cioè i tagli, insomma la revisione del PNRR, che tanto ha fatto discutere anche i sindaci. Allora Ferrazzi, partiamo da qui con la slide 1 e cerchiamo di capire quali sono i tagli del PNRR nelle città e dove vanno questi tagli. Beh, innanzitutto ben ritrovato dopo un agosto, spero se la stia passato bene. Diciamo di sì, dai, diciamo di sì. Sempre cosa positiva, riprendere con energia. Esatto. Ma sì, in effetti ha ragione, proprio quest'estate c'è stata quella polemica, anche insomma molto approfondita, tra governo, regioni, si ricorda, lo stesso presidente dell'associazione, cioè del coordinamento delle regioni Fedriga, ha chiesto che le regioni venissero interpellate in maniera più approfondita, la stessa ANCI Veneto e via dicendo, perché c'è stata la cosiddetta revisione del PNRR. Che cos'è il PNRR? L'abbiamo già detto, il PNRR è quel grandissimo investimento che l'Unione Europea ha fatto nei confronti dell'Italia. L'Italia è il massimo, diciamo, è il paese che ha l'investimento economico maggiore tra tutti i 27 paesi dell'Unione. Stiamo parlando di cifre esorbitanti, 190,5 miliardi di euro. Ebbene, all'interno di quel grande investimento il governo ha pensato di fare una revisione, cioè di tagliare alcuni finanziamenti per circa 16 miliardi di euro, 15 miliardi 891 come si vede dalla slide, e promettendo
alle regioni e ai comuni fondamentalmente, che avrebbe poi trovato la forma per rifinanziare questi progetti tagliati attraverso due fonti di finanziamento fondamentalmente, che sono i fondi strutturali europei e che sono il REPowerEU a livello sempre europeo. Naturalmente questo ha suscitato una marea di critiche, perché già togliere finanziamenti già finanziati su opere peraltro che erano già state mandate da molti comuni, molti sindaci in gara d'appalto è un problema grandissimo dal punto di vista amministrativo e soprattutto dal punto di vista delle comunità che si vedono tagliate, bloccate delle opere che dovevano iniziare a brevissimo, opere fondamentali per la qualità proprio della vita dei nostri territori. E poi lo stesso, insomma, la polemica è girata attorno al fatto, sì certo, pensate a una revisione del piano di finanziamento, ma è tutto da vedere, perché come, quando, non è che tagliate altri fondi per i comuni per finanziare cose che erano finanziate col PNRR e via dicendo. E dunque è stata insomma una questione complicata, non è risolta per nulla, perché dal punto di vista del procedimento ora il governo ha mandato all'Unione Europea, alla Commissione nello specifico, il piano di revisione. Sappiamo benissimo che questi piani di revisione hanno bisogno di tempi lunghissimi, mesi se va bene, per essere accolti dall'Unione Europea, quindi insomma la questione è ancora in divenire e quindi a maggior ragione c'è preoccupazione perché progetti importanti sono bloccati. E come si può vedere dalla slide, sono fondamentalmente progetti delle nostre città, perché lei può vedere bene, si parla di 3 miliardi e 300 tagliati, appunto revisionati per il degrado sociale, interventi contro il degrado sociale, contro la violenza della nostra città, il decadimento della qualità della vita, il degrado urbano, spacciatori, violenze e via dicendo. Poi vengono tolti i 2 miliardi 494 milioni per i piani urbanistici integrati, revisionati anche questi, cioè progetti di rigenerazione urbana. La cosiddetta rigenerazione urbana. Che è fondamentale. Certo. Io tra l'altro ho avuto modo, insomma, una delle cose più belle che ho avuto la fortuna di fare in vita mia è stata quella di fare l'assessore all'urbanistica e all'edilizia del Comune di Venezia e anche ho coordinato a livello nazionale l'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni su questi temi. La rigenerazione urbana è un tema essenziale di cui magari parleremo certo. anche nelle prossime puntate. E quindi c'è questa revisione. E poi 110 miliardi di revisione per il verde urbano ed extraurbano, e sappiamo quanto è importante il verde delle nostre città anche per far fronte al cambiamento climatico, e servizi infrastrutturali e sociali revisionati per 725 milioni, e poi c'è il gran progetto che riguarda sempre le città, il rischio idrogeologico, città e territori. C'è un taglio di 1287 milioni che si aggiunge a 1 miliardo tolto per il futuro dell'idrogeno, insomma voci importanti a cui il governo ha detto che risponderà, ma insomma la polemica è in corso e quindi bisogna visionare e far sì che questa revisione poi non tolga nulla ai nostri cittadini, anche perché questi sono impegni che i governi precedenti hanno preso nei confronti dei cittadini e dell'Unione Europea. Senta, ma tra questo taglio di progetti che abbiamo visto e il consumo di suolo c'è un nesso? Esiste un nesso? Beh, esiste un nesso e come? Perché il consumo del suolo nel nostro territorio, soprattutto a livello veneto, è un aspetto assolutamente da affrontare, ha dei risvolti addirittura drammatici. Vede, il modello italiano, ma soprattutto il modello veneto, poi lo vedremo successivamente, il modello veneto è un modello policentrico, no, dal punto di vista urbanistico, cioè non è come dire a Roma, in cui circa il 50% della popolazione del Lazio è concentrata nella capitale, non è nemmeno come in Campania, come si rapporta con Napoli, ed è diversa per esempio anche dal Piemonte, ma per molti aspetti anche dalla Lombardia, cioè il Veneto è policentrico. Non esiste una grande città calamita, ma esistono tante città, tanti luoghi e che creano quella rete. Naturalmente questo ha grandissimi punti di forza, ha però anche dei punti di debolezza. Dal punto di vista urbanistico questo ha comportato un aumento del consumo del suolo. Il Veneto è la seconda regione d'Italia dopo la Lombardia per il consumo del suolo netto,
ormai da innumerevoli anni, e quindi abbiamo consumato il nostro suolo. Sono città che sono deliranti, no? Che hanno superato abbondantemente i limiti, con tutte le conseguenze che questo comporta. E dopo lo vediamo. Allora, visto che ha parlato anche di Piemonte, di Lombardia e di altre regioni, vediamo con la slide 2 qual è la mappa del consumo di suolo in Italia. Insomma, è abbastanza evidente. Guardi, così ci fa capire anche coi colori cosa significano. Questa è molto chiara. I dati sono dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, quindi è proprio l'organo istituzionale a livello nazionale di governo che deve fare questi studi, e si basa sul Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dal punto di vista proprio delle mappe. E quindi, insomma, questo lo diciamo perché noi abbiamo fatto un patto con i nostri telespettatori, raccontiamo i dati sempre fondati sulla realtà scientifica, sulla evidenza, non fake news, non raccontiamo balle, ma partiamo sempre dal dato di realtà e quindi raccontiamo sempre le fonti da cui partiamo. Beh, questa mappa è molto chiara. Il verde vuol dire che non è consumo del suolo, e man mano che andiamo al giallo e poi via l'arancione, il rosso intenso, è il consumo del suolo massimo. Territori impermeabilizzati vuol dire che se cade una goccia d'acqua non sa dove andare e quindi esonda e quindi blocca le città con tutte le conseguenze. Beh, è evidente che la pianura padana è il luogo a livello nazionale con la massima densità di consumo del suolo. È evidente che il Veneto, con la Lombardia, in particolare con Milano, purtroppo è in testa alla graduatoria, e seguita da Roma, come si può vedere, e poi dal tacco dell'Italia, no? Dal tacco della Puglia. E questo è un tema, diciamo, da approfondire. E, vede, se lei atterra nell'aeroporto di Venezia, di Marco Polo, oppure anche quello di Treviso, oppure a quello di Verona, e magari anche di sera e vede le luci delle città, si rende conto che c'è un indistinto costruito in Veneto. C'è un continuum. Se lei passa invece sopra ampie zone della Francia, questo non è, ma anche della Germania, ma anche della Spagna. Io sono appena tornato da un viaggio che mi ha portato in varie capitali europee e lo vedevo proprio dall'aereo plasticamente, sia di giorno che di notte. Cioè, e la pianura padana è un indistinto costruito. E gli anglosassoni utilizzano il termine sprawl, no? Cioè città deliranti che hanno superato i confini storici e si sono spalmate su tutto il territorio. E guardi che questo è un problema serio, perché è un problema serio dal punto di vista ambientale, delle reti ecologiche, è un problema serio dal punto di vista delle conseguenze anche dell'inondazione, delle alluvioni, ma è un problema serio e da innumerevoli punti di vista, anche sociali, e se poi adesso lo possiamo, certo, assolutamente ne parleremo. Allora, vedere. questa slide è una mappa dell'attuale. In questo momento è così, ricordiamo ISPRA, non un ente a caso. E nella prossima slide vediamo come nel tempo si è realizzato questo consumo di suolo, perché questo è importante capire come si è realizzato nel tempo. Anche qui i dati sono inequivocabili. Sì, si è realizzato nel tempo in maniera via via progressiva, purtroppo, perché se noi vediamo questi dati sempre dell'ISPRA, come dicevamo prima, dal 2006 ad oggi vediamo come nel nostro paese, abbiamo in verticale appunto i metri quadrati per abitanti consumati, ebbene ogni anno che passa nel nostro paese consumiamo più suolo. Lei pensi che mentre noi stiamo parlando quest'anno nel nostro paese consumeremo suolo vergine per l'estensione della città di Bologna, che è una delle città più grandi d'Italia, più di 350.000 abitanti. E anno dopo anno continuiamo, con un paradosso, veda, perché noi mentre consumiamo suolo all'esterno, nelle campagne, nelle colline, addirittura all'interno dei parchi, in alcune zone, nelle nostre città non riusciamo a rigenerare, quindi creiamo i buchi neri. Cioè luoghi già utilizzati come, non so, vecchi ospedali nei centri storici, vecchie caserme, che abbandonati diventano luogo di degrado. Quelli, siccome non riusciamo a fare la rigenerazione urbana, quindi la trasformazione delle funzioni da vecchie a nuove, diventano luoghi di degrado e contemporaneamente, proprio perché non riusciamo a fare questa rigenerazione urbana, consumiamo all'esterno. Una follia. Quindi cerchiamo fuori quello che potrebbe esserci già dentro. Quello che c'è già dentro.
e nella letteratura internazionale si dice usiamo i greenfield, cioè i campi verdi, perché non sappiamo rifunzionalizzare i brownfield, quelli già utilizzati. E questo è un circolo vizioso, pericolosissimo da ogni punto di vista. Guardi, anche il concetto di periferia, no? Di cui ci riempiamo la bocca, è totalmente mutato nel corso degli anni. Ormai la periferia non è solo una questione topografica, geografica, cioè come dire la cintura urbana all'interno, al di fuori del centro storico, del centro urbano. No, la periferia è entrata nel centro storico e centro urbano. Il degrado è entrato nei centri storici e nei centri urbani. In moltissime città, basta vedere per esempio Mestre, ma possiamo vederne 10.000 di esempi, no? Anche nella capitale per molti versi. Cioè, quando parliamo di periferie dobbiamo approcciare il tema in maniera del tutto nuova e concentrando l'azione urbanistica, non un'azione settoriale, ma mettendo al centro la persona. C'è bisogno di una politica a 360 gradi all'interno della quale c'è anche l'urbanistica per la rigenerazione. Allora, diceva prima una cosa importante, che il consumo di suolo e questa indistinto, come l'ha chiamato, indistinto, Indistinto costruito. Indistinto, no? Costruito ha delle conseguenze, non è solo questione di degrado, che comunque è una cosa importante, non è solo anche plasticamente e visivamente qualcosa che non va, ha delle conseguenze molto molto pesanti. Allora, qual è il legame, se c'è, ma credo proprio di sì, tra il consumo di suolo e la qualità del nostro habitat, dei nostri ambienti? Guardi, se lo vediamo nella slide 4. Questa slide lo fa vedere purtroppo in maniera diretta, perché c'è una, come direbbero gli statistici, c'è una correlazione stretta, no? Quasi uno, tra il consumo del suolo e la qualità dell'habitat, che vuol dire la qualità della nostra vita, no? La qualità degli ecosistemi, la qualità dell'aria che respiriamo, la qualità del terreno che sia o meno inquinato, le falde acquifere. Abbiamo parlato negli scorsi incontri tra di noi, per esempio, dei PFAS in Veneto, delle acque di superficie, laghi, fiumi, mari e via dicendo. E quindi c'è purtroppo un collegamento diretto e stretto tra la quantità di suolo che consumiamo e la qualità delle nostre vite. E questa slide, sempre dell'ISPRA, lo fa vedere in maniera chiarissima, con delle punte, diciamo, di preoccupazione in Veneto, come si può vedere, sempre con Milano, Roma, Napoli, come dicevo poc'anzi. Quindi il rosso sta a significare? Il massimo diciamo, il servizio ecosistemico peggiore, come si dice in letteratura. È l'indice di qualità dell'habitat proprio, no? Il verde invece è un indice migliore. È l'indice migliore. E il rosso lo vediamo, insomma, i puntini rossi sono ben chiari. E anche l'arancione poi. E anche l'arancione, via che passiamo dal verde al giallo, all'arancione, al rosso, peggiore la qualità della nostra vita. Guardi che la pianura padana, anche solamente per parlare, diciamo, dell'inquinamento atmosferico, è una delle zone più inquinate al mondo. Certo. Lei sicuramente e anche i nostri telespettatori avranno visto con le foto del satellite come c'è come una coltre di nebbia. Certo. Ma quella non è nebbia, quello è l'inquinamento che ci riferiamo noi, i nostri figli. Le morti ogni anno nel nostro paese e le malattie gravi che dipendono dall'inquinamento sono in misura incommensurabilmente maggiore rispetto alle morti da Covid, che pur ci hanno allarmato. Quindi c'è un problema di sicurezza e di sanità e di salute nazionale quando parliamo di questi temi. Peraltro il consumo di suolo è legato anche, o comunque ha un legame con i cambiamenti climatici. Uno potrebbe dire che c'entra con i cambiamenti climatici. Esiste questo legame? Certo che esiste questo legame, tenendo conto che il cambiamento climatico tra l'altro modifica strutturalmente la vita dei nostri territori, no? E tra l'altro abbiamo preparato anche una slide. Allora, c'è la slide 5. Allora, in questa slide 5 cosa vediamo? Facciamo degli esempi in modo tale che non siano vuote parole, ma possiamo partire sempre dai fatti per spiegare le questioni fondamentali. Questa slide, sempre dell'ISPRA, racconta come è consumato la costa del nostro paese. Quanto abbiamo consumato di suolo le coste del nostro paese? Guardi, le coste del nostro paese sono una ricchezza enorme. Noi abbiamo in Italia 8.300 km di coste, l'intero stivale con le due isole raccontano 8.300 km di coste. Ora lei guardi un po' tra il verde, che è il minor consumo del suolo possibile, e il rosso cupo, come siamo messi.
è quasi tutto un rosso. È quasi tutto un rosso cupo. A parte, se lei può vedere una parte della Calabria e anche della Sardegna, dove insomma qualche governatore ha fatto delle battaglie, delle leggi molto avanzate per evitare le costruzioni degli ecomostri appunto nelle coste, abbiamo un rosso. Allora questo è un problema di per sé. Ma se poi andiamo a leggere, come abbiamo già raccontato con i nostri telespettatori negli incontri precedenti, che l'IPCC, che è il massimo organismo mondiale di studio del cambiamento climatico, che dice che se non interveniamo contro il cambiamento climatico, quindi diminuendo le emissioni, entro il 2005 il Mediterraneo salirà di 70-80 centimetri, lei capirà bene che questa salita al Mediterraneo non andrà solamente a inondare le campagne, che sarebbe già gravissimo, ma le città, il costruito, dove viviamo noi. E noi abbiamo un'evidenza... Dove abbiamo le costruzioni ormai sulla costa. Certo, ma questo immagini cosa vuol dire Jesolo, immagini cosa vuol dire tutto il litorale del Veneto, ma immagini cosa vuol dire la città di Venezia. Che è una città costruita sull'acqua, che ha già tra l'altro una differenza, diciamo, tra altezza e... Non è questa, restiamo sull'altra slide, chiamiamo poi la slide 6 perché questa è un'altra cosa. Torniamo sulla slide 5. Perché la differenza, già quest'anno un veneziano che si alza la mattina ha l'acqua che è più vicina ai piedi di 50 centimetri rispetto a un veneziano di 100 anni fa. Se tra 70 anni, anzi sì, 70 anni, abbiamo altri 80 centimetri, capisce bene che il problema è grande. Quindi c'è un legame, per rispondere alla sua domanda, enorme tra il consumo del suolo e il cambiamento climatico. Ma poi possiamo fare un altro esempio. Vediamo la slide 6 adesso allora, che un po' si lega a quello che diceva prima, se non sbaglio. Slide 6. Ma guardi, questa è sempre dato ISPRA, un'analisi interessantissima e anche allarmante che racconta come nelle maggiori città italiane, qui facciamo l'esempio di Milano. No? Ho scelto Milano perché è una città di pianura, come moltissime città, diciamo, della nostra regione, della regione Veneto. Ebbene, fa vedere come la temperatura delle nostre città cambi moltissimo a seconda che si sia nel centro storico, nel centro abitato, nella periferia, nelle campagne o lontano appunto, e sempre via via più lontane dal centro della città. Vede Milano, questa è la temperatura media diurna estiva tra il 2019 e il 2021. Il rosso racconta una temperatura media altissima, il verde via via che si passa dall'arancione, il giallo al verde sempre più basse. Allora, la temperatura media nel centro urbano di Milano è stata in quei 2 anni, in 3 anni, da 36 a 47 gradi. Ma se ci spostiamo un po' in periferia scendiamo di parecchio, da 33 a 36, e poi da 30 a 33 il giallo e poi il verde da 25 a 30. Cioè, le città riscaldano tantissimo. Le città sono molto più calde delle campagne e lo stanno diventando sempre di più. Allora lei mi chiedeva, ma c'è un legame tra il consumo del suolo e l'aumento della temperatura, cioè il cambiamento climatico? È certo che c'è un legame, qui lo vediamo plasticamente. E questo legame tende ad aumentare i propri effetti corrosivi, no? Perché è evidente che quando tu continui a costruire e non avere spazi verdi ed acqua nelle città, la temperatura cresce sempre di più. È quella che si chiama tecnicamente isola di calore. Cos'è l'isola di calore nelle nostre città? Il sole scalda, tra l'altro la temperatura cresce sempre di più dell'atmosfera, il sole scalda, gli edifici, in particolare naturalmente gli edifici più alti, fanno da convettore termico, scaricano a terra un calore che invece di essere dissipato e assorbito da un terreno vergine o dall'acqua o dagli alberi, viene moltiplicato dal cemento, dalle strade, dal catrame. E quindi la sera è una temperatura alta. Di notte gli eventi atmosferici non sono più in grado di riportare lo stato della natura, non è più in grado di riportare una temperatura a livello della mattina successiva e si va in escalation complessiva, creando quegli effetti di calore che mai c'erano stati nelle nostre città, come abbiamo visto drammaticamente anche nel corso della scorsa estate. Quindi fissatevi bene questa cartina, anche se è Milano, insomma stiamo parlando dell'Italia, fissatevi bene questa cartina negli occhi, lo dico a voi telespettatori, perché si dice spesso, no? Fa più caldo in città, dove c'è meno verde fa più caldo, no?
Questo lo dimostra chiaramente, questi sono dati, non è la diceria. Vedete, dove c'è più ricostruito, dove c'è meno verde, fa più caldo. Per le ragioni che ha spiegato Ferrazzi. Ecco perché l'importanza di mantenere il verde, l'importanza di una serie di operazioni per mantenere le aree verdi all'interno delle città e di costruire meno. Questo, vede, è uno dei motivi per cui sia negli accordi delle cosiddette COP tra le Nazioni Unite che negli accordi del PNRR, l'abbiamo visto all'inizio della prima slide, no? Il taglio di 110 miliardi, la revisione dei 110 miliardi per la piantumazione degli alberi. Sono cose importanti perché uno magari può sottovalutare l'importanza delle foreste, dei boschi, del verde nelle nostre città. Non è una questione solo di bello, è una questione di sostanza, è una questione di assorbimento dell'anidride carbonica, ma anche di dissipazione del calore, oltre che di qualità della vita dal punto di vista estetico, degli spazi nel quali stare insieme. Cioè, ormai è evidente che quando parliamo di queste cose, parliamo di cose che toccano direttamente l'esperienza umana, l'esperienza quotidiana, cioè il cambiamento climatico è entrato nel nostro tempo, è entrato nel nostro territorio e quindi no, non dobbiamo spaventarci, però dobbiamo diventare responsabili e individuare le azioni che ci sono per contrastarlo e creare delle condizioni di vita che siano le migliori possibili, anzi buone, diciamo, per noi e per i nostri figli. E saranno temi che poi di cui tratteremo, perché non c'è solo il problema, c'è anche la soluzione. Il rapporto tra il consumo di suolo e aree di degrado un po' lo aveva già accennato prima, ma lo vediamo in questa slide 7, così torniamo sempre sui dati. Eccola qua. Vedi, non c'è giornale, non c'è notizia ogni giorno che parla di degrado delle città, no? Aree, appunto, come dicevamo prima, di periferie che entrano nel centro, luogo di spacciatori, luogo di violenza, città nelle quali è pericoloso passare, camminare e via dicendo. Purtroppo c'è un legame stretto tra il consumo del suolo e questi fenomeni, e lo si può vedere. Lo si può vedere in maniera chiara anche nel Veneto, la parte, diciamo, man mano che andiamo dal bianco al giallo ocra sempre più intenso, vuol dire che lì il degrado sta via via crescendo. E guardi, questo è un fenomeno che è molto generalizzato, riguarda le città, non solamente il nostro paese, ma riguarda le città di tutto il mondo, tenendo conto peraltro che ormai il 50% della popolazione mondiale è nelle città. Cioè noi non abbiamo solamente un numero di abitanti che sta crescendo incredibilmente a livello mondiale, siamo a 8 miliardi. Sa quanto eravamo nel 2000? Quanto eravamo? 250 milioni. Cioè siamo cresciuti circa di 40 volte. E questo è un tema da valutare. Bene, non solo questo sta avvenendo, ma la popolazione si sta concentrando sempre di più nelle città. Questo a livello internazionale, ma per alcuni versi anche nel nostro territorio. E allora noi dobbiamo intervenire con grandissima forza per contrastare questo degrado. E qual è la forma migliore? È rendere il territorio bello, vissuto, abitante. Quando ci sono i negozi di vicinato che funzionano, e c'è la signora o il signore che va a fare la spesa, e c'è il bambino che va a comprarsi le cose, e quando c'è il playground per giocare a basket, e quando ci sono i servizi pubblici che funzionano, c'è, non so, l'agenzia che funziona del comune e via dicendo, quello è il miglior modo per fare sicurezza sociale, perché sono i territori abitati e ben costruiti che consentono la sicurezza. Poi certo, se ci sono le condizioni addirittura di paura, di violenza, certo che servono le forze dell'ordine e tutto quello che c'è da fare, ma quello è l'ultimo passaggio necessario. Quando si arriva lì già qualcosa è funzionato male. E allora noi dobbiamo avere questo come punto di riferimento, riqualificare le nostre città, rifunzionalizzare. Si parla nell'urbanistica, diciamo, contemporanea delle città di 15 minuti, in cui a 15 minuti di qualsiasi abitante nel camminando, devono essere inseriti tutti i servizi pubblici, gli sportelli del comune, ma per esempio anche i negozi di vicinato, perché vede, per esempio, l'aver sviluppato in Veneto, siamo stati maestri purtroppo in questo, centri commerciali nelle periferie o parchi commerciali ancora di più. Questi hanno spopolato drasticamente le nostre città, hanno diminuito quindi il passaggio, la vita nelle nostre città, ne hanno quindi aumentato il degrado, aumentato la pericolosità, sia percepita che reale. Allora l'urbanistica, le politiche che dobbiamo fare, gli amministratori, i sindaci, devono capire che questo è il punto fondamentale.
riqualificare le nostre città, perché quella è la strada per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Allora, siamo in chiusura, però vi diamo un assaggio di quello di cui parleremo poi la settimana prossima, perché ci concentreremo anche ovviamente sulla nostra regione. Come si piazza il Veneto in questa classifica lo vediamo qui. Allora, vi diamo proprio un assaggio. Eccolo là, lo vediamo. Beh, questi sono sempre i dati dell'ISPRA. Lei come può vedere Veneto, che è la sesta voce, no? La sesta colonna, e siamo al secondo posto subito dietro la Lombardia per il consumo del suolo. Lo diciamo già prima, e lo siamo di gran lunga, cioè stacchiamo abbondantemente le altre regioni e siamo al di sopra abbondantemente della media nazionale sul consumo del suolo, che è la linea rossa, vede? Quella è parametrata appunto il consumo del suolo percentuale sul suolo complessivo, il Veneto è al 12% e la media italiana è circa il 7%, quindi abbiamo quasi doppiato la media italiana per il consumo del suolo. E se anche dovessimo parametrarci con, diciamo, regioni simili alle nostre, no? Cioè i nostri cugini, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, che sono quelli a destra, diciamo, del Veneto in quell'istogramma, e beh, vediamo che siamo di molto sopra, sia il Friuli Venezia Giulia che all'Emilia Romagna. E poi c'è un altro dato, il Veneto dal punto di vista della crescita, perché questa è la fotografia di quanto abbiamo consumato, certo, ma anche dal punto di vista della crescita annuale il Veneto se la gioca sempre in negativo con la Lombardia. A volte è prima la Lombardia per consumo del suolo annuo, l'altra volta è il Veneto. 3 anni fa, 2 anni fa ha prevalso il Veneto in negativo, quest'anno la Lombardia. Non è un gioco di cui è una corsa che non vorremmo vincere, che non dovremmo vincere. Allora, ripartiremo da qui la settimana prossima con Andrea Ferrazzi per approfondire questa tematica e poi parleremo ovviamente anche di cosa si deve fare, già un po' l'abbiamo accennato. Grazie per essere stato con noi. Lei, grazie a tutti. Grazie per essere ritornato con noi. Vi lascio come sempre, oltre al meteo, al film delle 13:30 che oggi è Miracolo alle Havre del regista finlandese Aki Kaurismäki. Pubblicità, meteo, pubblicità e poi il film. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone domina incontrastato, anche venerdì 8 settembre non mancherà il bel tempo, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, dunque tanto sole come ci mostra la grafica, con cielo sereno e limpido al massimo velato. Le temperature si manterranno stazionarie e piuttosto gradevoli, minime sui 13-21 gradi, massime tra 27 e 30 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato ovunque, salvo possibili nubi basse al mattino nei fondovalle, ma in rapido dissolvimento con il passare delle ore. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non si verificheranno sostanziali variazioni rispetto ai giorni scorsi, dunque ampio soleggiamento. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 30-32 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.